miseria! Ah, com'è che non ne combina mai? Ma le comici apposta! Non è venuta del capo! Porca miseria! Come ti senti? Ti sciupiasti? Ma sono cuocia, mi stava bene niente. Dimmi che ti senti meglio, che mi pare che stai pigliando colorito, mi pare. Sì, Salutate, sì, mamma, papà. salutate! Il saluto che vi portiamo scaturisce dal profondo del nostro cuore, amici cari. Che sono educate. Sì, che sono pulite. Ma potete scavatare chissà. Buono da così, mamma. Siamo state brave, mamma. Bravissime! Si vede che hanno un'educazione classica. Educazione classica! Infatti, nel giorno che saremo con voi, per voi e in voi, vi racconteremo tutte le avventure che succedono al Pio Collegio. Sì, che c'etto! Così ci faremo tante risate. Ah, come no, ne svedecamo proprio! Ma quale istituto Pio? Chi è dopo? Il istituto delle figlie di Santa Prospera. Ma I come- prosperini. Parono bravi, ma non ci può dire neanche che sbambano solo sbambano. Che c'etto, figli? Cari amici, dovete sapere che per il loro bene e l'abbiamo chiuse là dentro per non scioccarle da piccole. Sì, ma ho danno stesso se fece. Oh papà, contateci lo che facete ogni giorno quando sorpia la direttrice vi viene a trovare dentro la vostra camera. Che ci dici tu, papà? Ci diciamo benvenuta, direttrice. Poi gli facciamo un inchino, poi la riverenza E poi la penitenza. e subito attacchiamo con Dio Deci Maria Benigno ascolta il nostro riso e potente avanti faresti copia dal deve venire giovane al grido della fede. Noi vogliamo Dio che nostro Padre, noi vogliamo Dio che nostro Re, noi vogliamo Dio che nostro Padre, noi vogliamo Dio che nostro Re. Sapremo che cosa facciamo, sapremo. Ma che su facete ogni quando vedete la direttrice? Ora molto state. Tina. Cari amici, vi buttiamo una bella fumicetta di tomazzo. Cospezzi! Per supplicare tutte le volte che hanno dato ospitalità a Cain. Che c'è? Ma stavolta però mi dispiace, ma avevamo che fare a mannescere. E veramente mi dispiace non potervi ospitare qua stasera, ecco. Non potevo. Davvero? Ma che faccio? Manco con la cameriera potremmo restare. E Sarina, se stavo con la cameriera e ti ho detto un bacio? No, vero? Che da tanto simpata che da carosella. Pasquale, certo, mi spiace che io non nascere. C'è un bello tomazzo da tagliare. Vabbè. Va bene, senti che pensate? Vuol dire che una figlia c'è la cameriera e una figlia va sapere oggi per quando tornate. Chi da cosa pensi? Che pensate, Ma vedete cacchio? quando si dicono in combinazioni? Combinazione. Ma cara Lauruzza, figlia Nescira, va serettina libera. Mi sento mortificata, ma non vi posso dire di restare per a dormire per stanotte. È un peccato davvero davvero. Ma chi è? Lauretta! Comandassi, signore, Lauretta, senti, accompagna i nostri ospiti che se ne vogliono ir. Per forza, e poi ti pigliare sedetina libera. Ma qui io. Molto. Pasquale, senti che hai pensato? Per non citare tutto questo disturbo. Io me ne a cercare una becco, figlio. Vabbè, che andiamo a cercare una bego. Dai, non è che si può approfittare uno sempre dei cristiani. Certo che su se restasse almeno la uruzza. E non può. Serettina libera. Ma dato che non può, No. niente. Amonin, pure. Vabbè, Amonin. Arrivederci. Arrivederci. Salutiamo. Arrivederci. Donna Così Maria. giusto.
Arrivederci. 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 Sasa! Ma che succede, donna Sarina? Non basta, che succede? A cucù! A cucù! A cucù! Sasa! A cucù! A cucù! Ma che succede? Sasa! Sasa Sarina! Sari- Ogni volta che suona fa sembra cucù! A cucù! A così! Ma che ti sembra un galino? Che c'hai? Che ti Sei sembra? da fa cucù! Attacca! A cucù! Sarina, quando c'è l'uto, è dopo. Ma da scusate, Oh. figli. Ma che c'è qui? Ma che ci posso fare? Ai, Io che ho fatti mia. ai. Ogni quando vedo un lampo, io sento un giorno. Ah, non sai ciò che mi chiama la bocca e l'arma, carossa. Dammi tu. Solo un giorno, niente. Oh papà! Dammi, Oh papà! dammi. Oh, ora c'ho conto. Finire il giorno. Finire, Gianna. Dai. Pasquale fu malato da carossa. Ah, per la malattia del sistema nervoso. Sì, meschino. Ah, poi ci passavo. Però un figlio non stava da così, come vedi. A cucù, sì. Ogni quando c'è da tanta l'aria. Se ci imberuglia la lingua, io non posso spiccare, ma... Faccio, me ne vai, e No. andiamo quando spedi giornare. No, Lauretta, che scambavo, ora finire magari trona. Aspetta. Scambavo, magari donna Sarina si sta ripigliando. Sasa! Basta. Ma c'ha un diavolo un cuore. Oh papà! Basta. Ah, Ripigliati. finito di giornare. Finito, donna Sarina, finito. Basta. Amonina. Ripigliasti. Caso un giorno mi ripigliai. Capisco perché chiudiamo una collegia di povere figlie. Sì, Ah, caccietto. sono sapevo prima un burricamo tutto su di stupo. certo. Amonina, Pasquale. Sì. Sogno Va bene. stanca e hai un sonno, ma che la metti di per a modo con l'acqua e lo sale. Sì. Amonina. Sì. Certo che su sede stassa almeno la uruzza. Ma un po'. Cucù. Ma, dato che non può. Arrivederci. Allora che fa? Non ne iamo? A cucù, si finio. Pasquale, che dici? Non vedo tu mazzo, non potamo? Cacetto. Arrivederci, carissimi amici. Arrivederci. Mi dispiace io me ne vai, tantissimo. magari. Non mi dire che c'è Ma più me ne fare. dire, ne Arrivederci, mancate. pensaci tu, Capito? Lauretta, pensaci tu. Salutatemi tanto, tanto piacere, proprio caroso. Un saluto. Io ci penso, salutate mille, arrivederci. Salutiamo, una sottotima cosa. Che dolore per figli. Pasquale, e ora che facciamo? Una ne andiamo, Pasquale, ne facciamo andiamo a cuccare. Pasquale. All'albergo. L'albergo? Come non albergo? Se lo sapesse la direttrice che abbiamo dormito in un albergo! Si arrabbia! Mote, che siete pecciose, mote! Talia che c'hai. Ale, avete va. Hotel Paradiso. Segretezza e sicurezza per tutti. Bellissime camere a 4 lire, servizio compreso. Tutte le comodità. Si pranza e si cena in camera, 4 piatta, frutta, formaggio, pane e vino. Non è permessa l'entrata a suonatori e venditori ambulanti. Ricordate, Hotel Paradiso, via del Ponte Rosso 166. Ah, monin doco. Ma pare che Si no. paga picca e si mangia buono. In albergo, io sono amici con dell'albergo. Io mi scaldo,
E quando è rigida sta dereccina! Molto! Per stanotte vi cuccate una lettura con mia! Sì! E un papà? Ah, un papà! Un papà! Che sbaccamo da banna non dovano, su c'è. Ah, certo, se mi sbagliavo chissà, a noi senza zacco sgrucio non ne fa. Ah, così è. A monina forza mamma. Via, e cerchiamo di fare i saggi anche già. Donna Margherita, scusate se vi disturbai. La signora Concetta Cannone in battaglia. Piacere, Molto signora, tanto piacere, donna Sarina. Molto onorata di fare la sua conoscenza. Adelina Quattrocchi. Concetta in battaglia. Tanto piacere. Molto obrigata, Teresina Quattrocchi. Concetta Cannone in battaglia. Tanto piacere! Oh, in battaglia. E 4 e 4 fanno 8. Caccia automazzo. Sì. Avanti, arrivederci signora, tanto piacere averla conosciuta, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci signora. Saluta mamma. Il saluto che vi porgiamo scaturisce dal profondo del nostro cuore, cara signora Cannone in battaglia. Sì. Brava, monine, cerchiamo di fare i saggi Sì, ora già, sì, forza. sì. Camminamo. Via, arrivederci. Arrivederci. Oh, formaggio pigliasse! Cammina, forza! E chi si donno compareno? Ma c'è che un mondo. Una concetta, casi te. Casogno, Ma allora, casogno. come a fare? Don Come a fare Filippo, sta sogno scappata? scandata, che sa, il cuore mi dice sì e no, per sta pazzia che mi volete fare, sono troppo scandata. Non mi scandate, donna concetta, guardate cazzo, hai proprio un busticello tranquillo che fa proprio caso nostro. Guardate, hotel, paradiso, segretezza e riservatezza per tutte, donna concetta, magari per noi altri. Sì, basta che non ne vedo nudo però. Ma come a vedere, donna concetta, non ve ne pentite, ve lo dico io. Ma poi, guardate, vostro marito sta fuori tutta la nottata, ma moglie magari. Ma chi sto insegno tuo destino? Ci credete voi o destino, o no? Viene a sapere mio marito mi destina idro, e come? Non può venire a sapere, ne vorranno mai, ecco. Donna concetta, ora non pensate più a niente. E vate venne perché fa quando che viene mia moglie. Io vessi di 9, vengo a piglio e ne facciamo sta scappata. Che mi facete fare? Che bello. Ah, mummia. Sì, che vuoi? Aspetta che stai arrivando. Ah? Filippo! Sì. Filippetto! E tu ancora? E A poi? onde sì che ti cerco? Ah, ma mucciai. Ah, mi stavo preparando. Ah, Sono te ne- pronta per me ne frati. Te ne stai iendo Sì. e me lasci solo. Ma come hai a fare? Ma come hai a fare? Povero Filippo mio, solo. E che vuoi fare? E è questione di una notte, passa correndo. E ma carano, a te ti muove fuori. A poi quando torno? E chi sei il problema che torna? Signora, preparo a mangiare. A mangiare. A sturare ma a mangiare, Ma ah. usaccio che non è orario, ma dato io a nascere, che A faccio? nascere? Eh. Che vuol dire a nascere? Cosa disse di nascere? Chi è sta novità? Cosa disse su permessa a te? Ma fossia, ma non so ricorda. Io? Sì! Ma che si scema? Ma non capisci che io ti sta apposta per chi io ha? Non capisci? Ma voi me l'avete a dire prima. Io ormai mi piglio un impegno. L'impegno? I sacci io i ta impegni. Un tannaghiere. Ne qualche posto con Carluccio, un tannaghiere. Senta Margherita, se è destino che stasera mi muovere solo, e che mi muovo solo. Lascia lei, ormai è ci in questa maniera. Ah, fa lei. Va bene, ne esci. Allora? Basta che non tu pigli per vizio però. No, però allora per mangiare ci pensate voi, eh? Va bene. Va bene, ora mi preparo io qualche cosa. Ho tutta più, me ne vai qua, andare a trattoria qua vicino e mi ho pigliato qualcosa da mangiare. Che diciste? Che diciste? A trattoria, me ne vai. A trattoria. E quando mai tu hai furiato trattoria? Sentiamo. Ma che male c'è a trattoria? Ma ho pigliato qualcosa da mangiare. Tutto male possibile
inimmaginabile. Tu una trattoria solo non ci vai solo quando ci sogno io. Ma io non lo so, cioè. Ma ti rendi conto di che tu stai dicendo, Margherita? Ma che mi tieni come un servo? E com'è che si ha? E lasciami un pochettino di libertà, ma tanto chieda, un servo. No, tu non ci vai. Che è che tu parli in questo modo? Ah, cosa ti insegnavo? Lo sforcato dell'amico Tom, Micheli, il libertino. Che fu io che ti insegnò a parlare così? Ma mi insegnavo nudo. Ah, no? È la molla che scatta. Cova oggi, cova domani, e scatta. La molla scatta, sì. La molla che scatta? Sì. Cova e cova. Cova. Ma perché tu covi? Ma perché non posso covare? Io covo. Sì. Ogni tanto io piglio e Io covo. so che ti dico cova. Ti cova su d'uova, ti fai belli friuti e ti ingini. Io sono andato cale, non perché ti resta di uno come un cane. Margherita, mi stai facendo chiamare i 5 minuti, ah? Tu sai quando mi chiamano i 5 minuti che faccio? Che fai? Sentiamo che Faccio un marito, faccio. Un marito fai? Sì. E fallo, marito, fallo! E guai a te, sono non esci! Figlia di da grandissima. Di tamazzi. Ma che feci? Aspetta, mi chiudi. Ma come? Margherita! Margherita, rapami, Margherita, Ritina. Mi chiudi io, Cainza. E ora io all'appuntamento come ci vai? Ma sulla morte non c'è riparo. Ma se non si può esce dalla porta, non esce dalla finestra. E come conto a me? Ce la facciamo. Vai, disgraziato, mi è stato una volta. Stacca. piace fare il défilé. Un sorriso di qua, un sorriso di là, baci nel finale. Sono pronto a partire, forse devo dimagrir, me ne vado al grande hotel e mai più ritorno qui. Sì, voglio fare la modella, sono bella e sono snella, voglio andare in passerella. Sì, voglio fare la modella e me l'ha detto mia sorella. E vai, fatti un giro in passerella, vado a Parigi a provare il défilé, j'ai sweet e chic ed un certo non so che Coco Chanel mi ha cucito un vestitino e con lei e il suo cugino sfilerò anche a Pachino. Sì, voglio fare la modella, sono bella e sono snella, voglio andare in passerella. Sì, voglio fare la modella, me l'ha detto mia sorella. E vai, fatti un giro in passerella. Cameriere, servitore, sguattero, facchino. Eccomi, qua ne sono, Chi fa? Arriva sta bottiglia d'acqua, sì o no? Ave mezz'ora che aspetto. E da una curiosità da faccio nell'albergo, ne? Cameriere! Arrivo, ci volevano i cannonati per fare sentire di voi. Che facete l'adio? Ma Per l'adio, ma l'acqua devo gridare? State venuto, basta, non voglio sentire più scuse. Mi stanno parendo 100 anni se mi si è casato Caingia, ma ora basta, domani valigie e via, più lontano possibile.
Anzi, diceteci alla signora Nunzia di preparare subito un conto, così domani non vi incomodo più. Qui schiamazzi notturni, altro che Hotel Paradiso. Questo è un inferno di lussuria e di depravazione. Ma calladio, ma la nuova di do solo. E a cui ci ho portato qua? Che razza di persone! Vergogna, dirò tutto alla buon costume. Andrò dal commissario e dirò che qua c'è un inferno. Che sdegno! Sì, che sdegno. Ve la porto subito l'acqua. Melenata l'acqua. Almeno venisse qualche bello picciotto. Ma chi? Niente paiatta c'è. Viaggio, signori, buon viaggio! E ritornate presto a trovarci! Non fate caso a quelle stupide chiacchiere, sono solo fandonie. Da quando si sgrusciu che nesta albergo ci sono i spiriti, non si vede mai nudo. E da 4 gatti che vengono se ne vanno scandati. Ah, i bei tempi di una volta. Quando era vivo mio marito, ne venivano di tutti i marchi e pilatori, impiegati, ingegneri, avvocati. E invece ora mi riduci a mettere i volantini sciate per rimediare qualche tento cliente. Certo che se continua così finisci che chiudo putia. Ma poi dico io, di sti tempi, credono ancora ai spiriti, come non c'è più un munno. Ciccio, chi c'è? Che ci può essere? Don Rocco, maestro di scherma, voli, altra acqua. E con chi siamo a 7 bottiglie? Ma che si mangiava in giove? Poi dico io, meno male che sta sbarcando, meno male. Oh Ciccio, ma avere un po' di pazienza a queste signore che vengono, già che sono contate. Allora finio per davvero. Sì, sto arrivando, stai venendo, come ce l'hai a dire? In crisi ce l'hai a dire. Ciccio, Non siamo a credere. ma che fu? Ti deve credere. Ma che a credere? Che i miei giornati sono tutti da così, di quando giorno e quando scura. Oggi, per esempio, di prima mattina si presentarono 2 persone. Ma non se ne sta chiedendo? Oh Ciccio, ma come la sa che bottiglie in te mano? Ma che stai facendo? Si presentarono 2, ci stavo dicendo. Uno biondo e auto, pareva un belere, pareva. E l'altro corto e peloso, ma che era l'adio che una scimmia si poteva mettere da lato. Perciò si avvicinarono e mi fa, scusi, erano, che saccio che erano, extraterrestri. Sì, extraterrestri. Scusi? Sì, sta zona? Stazione. No, che quale stazione? Avete sbagliato strada, la stazione si trova dall'altra punta del paese. Ah, donna Nunzia, ma credere? Ah, ma credere, donna Nunzia, appena si avvicinarono, sbumica un giauro che pareva feto. Che saccio, un feto di musto, quando vuoi una tina. Ah, andiamo avanti. Ciccio. Ah, poi si avvicinava, stavo tutto paruca. E mi fa, sa una gay? A mia? Sa una gay? A mia? A mia? A mia, donna Nunzia mi disse che sei una gay, a mia, mi disse, a mia. Ma che ci pare giusto, ma si vede cosa vuole dire? Niente, si vede Ciccio, ma avanti, forza, che tanto. Ah, andiamo avanti, e poi l'auto urto da che saccio pareva una scimmia. Si avvicinava, sai, sappi come scangiavo e mi fa, Oristano, gimme fai? Oristano, che quali Oristano, se non ve ne state andando tutte voi due, vi faccio restare a voi due, a mia, che mi fai? Usaccio io che ti faccio a te. Ah, botta di veleno. E come fa, ma ne chiedi di caingia, ma ne chiama la dare a razzo signoruzzo, ma la dare, stai venendo. Ma ora te ne vai, che bottiglie me la stai sta mia, Ciccio. Ma l'aveva scordato, donna, non siamo a perdonare. Arrivo!
Non so, vedo troppo comodo, ma che Buonasera. Buonasera, cerco il titolare dell'albergo. Buonasera, buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Il signore aspetta qualcuno? Ho già visto quello che ci vuole per il signore, un piccolo nido delizioso dove lei e la sua gentile signora si troverà benissimo. No, non aspetto nessuno. Sono il signor Michele Battaglia, il perito designato dal tribunale. Ah, ma papà, sto troppo bello per essere vero. Ah, benissimo, signore. Per la camera stregata? Ah, è una vera opera di magia. Ecco. Francesco? Francesco? Arrivo! Ciccio! Sto arrivando! Ciccio, hanno suonato al piano di sopra. Su, Sì, lo stai andate- vedendo? Ciccio, Ma qui è che... Ciccio suonano al piano di sopra. lo stai vedendo? Un piano di sopra suonano, Ciccio, cucchiamo sempre male con Io ho basso. visto che da sotto. Ci vado subito, ci vado su. Sì, signore, tutte le notti ci sgrusciano a venire. I muri si cannino, i mobili si ciaccano. Infatti, ho chiesto risarcimento danni, perché non viene più nudo ne sta bego, come lei stesso può vedere. Un risarcimento danni per presenza di spiriti. Sì, Oh. sì, spiriti. E dove sarebbero questi spiriti? Dov'è la camera stregata? E questa, signore, è la numero 13. Se il signore permette, prendo le chiavi. Prenda. Vediamo questa famosa camera stregata. Vi disse che Manguiucci crede spiriti, ma dato che pago l'assicurazione di tant'anni, você mi capisci? Sì, sono qua per questo. E voglio toccare che mano, se spiriti.